Le è arrivato da dietro le spalle, l'ha bloccata e scaraventata a terra con violenza. Pochi attimi i pantaloni erano già abbassati per abusare di lei. La vittima è una giovane ragazza originaria dei paesi dell'est. L'aggressore, un 34enne senegalese, regolare in Italia, con problemi psichici e con precedenti specifici. A salvarla solo le sue urla che hanno fatto accorrere il suo fidanzato. Una storia di tentata violenza, ancora una volta vittima una donna. È sabato sera, la giovane ha appuntamento con il suo fidanzato in ospedale annuale, si devono trovare davanti alle macchinette del caffè, a poca distanza la guardia medica. C'è poco via vai, i padiglioni sono da tempo in via di dismissione. Sicuramente ha favorito l'aggressione la circostanza che quella zona era particolarmente isolata, quindi non particolarmente frequentata. L'aggressore ha avuto quindi la scelta non a caso. La ragazza arriva qualche minuto prima e non si è accorta che qualcuno già da qualche centinaio di metri la seguiva. Davanti alla macchinetta scatta l'aggressione. Le grida della ragazza fanno accorrere il fidanzato, ne nasce una colluttazione, intanto la giovane avvisa i carabinieri che in un attimo sono sul posto. Il senegalese ancora in pantaloni abbassati viene arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale. Donne nel mirino, vittime di uomini violenti, come a Campagna Luppia. Sempre sabato sera un 52enne ha coltellato la sua ex moglie e poi ha rivolto la lama verso se stesso. L'uomo, sebbene avesse ricevuto un ammonimento del questore a non avvicinarsi alla donna, ha deciso sabato sera di mettere in atto le sue minacce. Entrambi sono ora ricoverati in ospedale a Pieve di Sacco, ma fuori pericolo. L'uomo è piantonato. L'attenzione è massima anche da parte delle forze dell'ordine, l'importante è sempre denunciare i casi di violenza e quindi parlare con le forze dell'ordine.